scendere, sai, se no è un problema. Siamo fuori, Simo. Non ancora, adesso. Adesso metti poi a urlare. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Cuciniello, numero 30 Pastore, numero 7 Casadei, numero 21 Peleffi, numero 28 Giorgio, numero 10 Nettania, numero 14 Portarelli, numero 77 Del Francia. A disposizione Orlando, Nagli, due posti Gallina, Olini, Simei, Simoni, Godrè. Comunica che le società sono responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto previsto dall'articolo 10,3 del CGS. Con l'entrata in vigore della legge del 20 agosto 2001 numero 336 sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto si invitano gli spettatori a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o effettuare cori espressioni di violenza e di discriminazione razziale o territoriale, a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti, a non commettere atti di violenza né all'interno né all'esterno dello stadio, a porre in essere una condotta di cooperazione con la società e con le forze dell'ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti, ad annullare all'insorgere i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva. Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. Benvenuti allo stadio Umberto Capone di Vigasio per la terza giornata di Serie A, un cordiale saluto da Pierluca Loporto che come sempre proverà a raccontarvi le emozioni delle partite del Chievo in collaborazione con Avelia, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook del Chievo Verona Women. Le formazioni sono appena entrate in campo, come abbiamo detto, come avrete sentito dallo speaker, in campo per il Chievo Olivieri in porta, difesa composta da Tunoaia, Salorni, Zanoletti e Pecchini. Al centrocampo Carraro, Tardini, Bertolotti, in attacco il tridente con Boni, Martani e Peretti. Per le ospiti, Pacini in porta, Pavana, Carlini, Cuciniello, Pastore in difesa, Casadei, Beleffi e Giorgio a centrocampo, il tridente offensivo composto da Petralia, Porcarelli e Del Francia. Manca poco ormai al fischio del direttore di gara. Arbitro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste.
Chievo che cerca la prima vittoria dopo il primo punto della scorsa giornata ottenuto contro il Ravenna. Manca pochissimo ormai, la Peretti sul pallone per dare il calcio inizio. Partiti, comincia Chievo Verona Women Cesena. Subito recupera palla, la perde solo per un attimo Chievo, al lancio la Pacini, Salaorni per Carraro, ancora di testa per Pecchini. Solita lotta iniziale nelle prime fasi del match. La prima rimessa laterale per il Chievo Verona Women, fidata a Pecchini. Rimette in gioco, serve Carraro che lotta a centrocampo, perde il pallone, ancora Pecchini, mischia a centrocampo, ancora Pecchini, ne esce, prova a spazzare Salaorni che cerca e trova Boni, ancora Boni, avanza di esterno, prova a servire Martani, si rifugia sulla corsia laterale il Cesena, ancora un lancio sbilenco, vedremo se farà controllare il pallone, ed è proprio la Tunoaia che dopo aver diviso palla adesso si appresta la rimessa laterale. Tunoaia confermata dopo l'ultima buona prova in Coppa Italia, sempre contro il Ravenna, quindi promossa titolare sulla corsia di destra. Quindi un disimpegno del Cesena con cui prova ad uscire da dietro, contrasto di Tardini e rimessa laterale per la formazione ospite quando siamo già al secondo minuto dell'incontro. Cesena che rimette in gioco e subisce fallo la numero 10 Petralia, fa respirare i suoi. Chievo che nei primi minuti ha provato subito a portarsi avanti. Un'altra modifica rispetto alle prime 3 uscite stagionali è la presenza di Alice Martani nel tridente insieme a Boni e Peretti, che in questo momento sembra assumere una posizione centrale nell'attacco disegnato da mister Dalla Pozza. Qui Olivieri in presa, va al lancio lungo, di testa Petralia, Zanoletti prova a far rimbalzare il pallone sull'avversario e ci riesce. Zanoletti, che ricordiamo è stata nominata miglior giocatrice del mese di settembre grazie a una votazione congiunta sui social e sulle pagine ufficiali del Chievo Verona Women. Qui si ricomincia da Salaorni, compagna di reparto proprio da Zanoletti, prova il lancio di testa Peretti, trova la Boni, Olivieri che è tornata fra i pali dopo le 2 prove di Martina Galloni, che si è comunque comportata bene soprattutto nell'ultima partita in Coppa Italia, dove ha effettuato una serie di ottime parate che però non sono servite a evitare la sconfitta per 2-1 dopo una partita combattutissima. Qui Tardini, posizione di regia come sempre, serve ancora Pecchini, trova Martani, ancora per Pecchini, chiude l'1-2, perde però palla, terzino sinistro del Chievo. Ora una rimessa in gioco per il Cesena che prova a spazzare, ancora una volta rimessa laterale, quando siamo al 4° minuto di gioco, ancora 0-0 fra Chievo Verona Women e Cesena, questa volta nello scenario di Vigasio. Ancora Pecchini, cerca Peretti che non arriva, e ancora la difesa del Cesena prova ad uscire da dietro, alta la pressione del Chievo Women, con Bertolotti e Tardini che vanno a pressare sulla 3/4 dei romagnoli. Tunoaia per un attimo, Carraro prova a mettere ordine, riparte come sempre da Zanoletti, Salaorni che preferisce tornare indietro da Olivieri, ancora Zanoletti,
cerca e trova Bertolotti, qui troppo lenta, il disimpegno, ne approfitta il Cesena, ma ci mette una pezza Salaorni. Carraro allarga per Pecchini, avanza Pecchini, Martani prova a proteggere palla ma la perde, qui un lancio lungo per Porcarelli, limite dell'area, il tiro, fa buona guardia però Francesco Olivieri, senza problemi, debole il tiro di Porcarelli. Qui Tardini come sempre prova ad impostare il lancio lungo per Martani, protegge il pallone, lo fa bene, forse chiede ed ottiene un fallo. Buon lavoro qui, lavoro sporco come si suol dire di Martani, ma utilissimo, preziosissimo. E ancora Salaorni allarga per Pecchini, cross di destro, allontana la difesa del Cesena. Qui Tunoaia sbaglia, si allunga troppo il pallone ma recupera palla, ci mette una pezza, serve Bertolotti che evita un avversario, torna indietro da Salaorni per Pecchini, oggi schierata sulla corsia di sinistra ma come vediamo usa più il destro, suo piede naturale, verso Peretti. Qui restituisce per la Carraro che prova a cambiare il gioco in maniera molto pericolosa, ma c'è Zanoletti per Boni che si è spostata sulla corsia di destra, ancora Zanoletti prova a cambiare il gioco, anzi a cercare la Peretti, contrasto aereo, mette giù la Tardini, troppo lungo però impreciso lo stop e commette fallo la Tardini. Qui batte subito il Cesena, prova a sorprendere il Chievo sulla corsia di sinistra Casadei, tenta però Alexandra Tunoaia, giovanissima, classe 2001, che però ha dimostrato tanta grinta, tanta concentrazione, tanta determinazione nelle due uscite in cui ha fatto l'esordio con questa maglia. Ora Casadei, qui il tiro da lontano ancora una volta di Porcarelli, ancora una parata di Olivieri senza problemi, ci aveva provato 2 volte con la conclusione dalla lunga distanza, il numero 14 del Cesena, sembra attenta Olivieri. Qui il lancio di Zanoletti per Boni, viene anticipata Salaorni, Pecchini, ha un po' di spazio, cerca e trova la Carraro, ancora Silvia Carraro dentro per Peretti allarga per Martani, potrebbe mettere in mezzo e ottiene il primo calcio d'angolo per il Chievo. Qui un buono scambio sulla corsia di sinistra. Chievo che questa stagione gioca per la prima volta con la sua divisa classica, il giallo-blu. Qui è sempre Capitan Boni che si incarica della battuta del calcio d'angolo, la mette in mezzo, esce il portiere e qui c'è un fallo in attacco però della Salaorni. Cesena ancora a 0 punti in classifica, 1 punto per il Chievo. Il rilancio lungo, ancora la Casadei sul pallone, che rientra e sbaglia però, suggerimento all'indietro, ne approfitta Peretti per Martani prova a evitare l'avversario e allarga per Carraro, ha spazio sulla sinistra il Chievo, Carraro aspetta e trova la sovrapposizione di Pecchini, dentro per Peretti potrebbe calciare in porta, prova a servire in mezzo, allontana però per un attimo la difesa del Cesena, recupera però, ritorna sul pallone Peretti e subisce anche fallo da ottima posizione per Chievo Verona Women. Qui è encomiabile lo spirito della Peretti che inizialmente non è riuscita a servire i suoi compagni in mezzo all'area, poi però ha recuperato il pallone e ha subito fallo a buona posizione. Qui come sempre salgono le torri, resta al limite dell'area del Zanoletti, vedremo se proverà un altro schema come quello che ha scaturito il gol in Coppa Italia. Invece la mette in mezzo lo Boni,
respinge la difesa, e qui ancora una volta fallo in attacco fischiato da direttore di gara, punizione per il Cesena. Si è spinto diverse volte in avanti il Chievo in questi primi 10 minuti di gioco che sono appena scoccati, soprattutto con alcune combinazioni lungo la corsia sinistra. Ci ha provato più dalla lunga distanza su alcuni contropiedi Cesena, che qui ancora possesso della palla, raddoppiata però numero 77 del Francia. Qui ancora riceve Petralia, prova a servire la compagna su cui Zanoletti mette una pezza, ma era già alta la bandierina dell'assistente ed era fuori gioco, quindi nulla di fatto. Brava comunque come sempre Stefania Zanoletti ad intervenire sul pallone. E qui, come ogni punizione da dietro affidata a Salaorni, qui ancora Tardini in regia che rischia, fallo per il Cesena. Falloso l'intervento di Tardini, che non è riuscito ad uscire con il pallone, è stata attaccata dalle giocatrici del Cesena ed è stata costretta a far fallo per evitare l'azione pericolosa dei romagnoli. Qui sul pallone Pastore con numero 30. Vedremo se proverà a imbucare per una compagna all'interno dell'area. Dalla posizione del corpo sembra di sì. Fischia l'arbitro. Pastore la mette in mezzo, è libera la sua compagna, ma che però non arriva all'appuntamento con il pallone. Qui brivido per il Chievo, che aveva lasciato sola una giocatrice in aria, però si salva la formazione giallo-blu. Poi parte ancora dal basso il Chievo con Zanoletti, largo per Tunoaia, che trova Bertolotti, veloce per la Peretti, sovrapposizione di Martani, che ha spazio lungo la corsia di destra. Ora la Martani punta l'avversaria, prova ad imbucare, si accentra, il tiro di sinistra delle Martani però troppo debole. Qui buona iniziativa lungo la fascia destra sull'asse Peretti-Martani, brava anche la Bertolotti a cercare con un lancio gli attaccanti del Chievo. Buona anche l'iniziativa personale di Martani, che però conclude debolmente. Qui ancora di testa Salaorni, ferma il gioco però l'arbitro. Era fuori gioco del Cesena. Qui parte ancora da dietro il Chievo con Zanoletti e poi Salaorni di sinistro. Prova a trovare Boni, che la prolunga per Carraro, che si è inserita in aria, la mette in mezzo. Non arriva al puntamento col pallone Martani, ma c'è ancora spazio per attaccare il Chievo. Il cross in mezzo di Peretti. Arriva Boni che stoppa il pallone al limite dell'area. Ci prova la Bertolotti, debole, respinto il suo tiro. Qui ancora pallone buono per Alessia Pecchini. Subisce fallo Silvia Carraro. Buona posizione. Qui un'altra ottima iniziativa del Chievo. Un attimo in ritardo però Alice Martani. Bene però nella costruzione della manovra offensiva fino a questo momento il Chievo. Manca un po' di cinismo sotto porta. Qui ancora Valentina Boni, la mette in mezzo, respinge la difesa. Ci prova Tunoaia da lontano. Al lato però il tiro di Alexandra Tunoaia. Ha fatto bene comunque a calciare. Dopo la respinta della difesa del Cesena. Qui in questi primi minuti di gioco
Vediamo che probabilmente il Cesena è schierato con una difesa a 3. La Tardini lungo per la Boni, troppo lungo appunto il tentativo di Tardini. Qui rilancio lungo del portiere che però finisce nelle mani di Francesco Olivieri. Corto per Salaorni, largo per Tardini, largo per Pecchini, scusate, ancora Salaorni. Fa buon gioco Silvia Carraro ed è fallo però fischiato dall'arbitro, fallo per punizione per il Cesena sulla corsia di destra. Siamo al 16° minuto dell'incontro fra Chievo e Cesena, ancora 0-0 il risultato fra le due squadre. Qualche occasione o potenziale occasione per il Chievo. Qui il cross in the box, allontana però la Tardini. Ancora un'occasione per il Cesena. Pressing di Bertolotti. Qui sbilengo il lancio di Tardini che può favorire il Cesena, però fallo di mano e palla ancora recuperata dal Chievo. E ancora una volta sarà Salaorni che proverà a battere corto ancora una volta per Zanoletti. Parte sempre da dietro quando può il Chievo. Palla a Tardini che allarga per Pecchini. Qui ha spazio davanti a sé come sempre quando si costruisce dal basso. Qui però perde palla il Chievo, prova a pressare Martani, rilancio lungo, sbaglia però il portiere, sbaglia Pacini, è rimessa laterale per il Chievo. Ancora Pecchini con le mani verso Peretti, finta e poi ci prova di sinistro a mettere in mezzo. Palla persa e allontanata dal Cesena. Ancora Porcarelli che arriva sulla palla, prova a rincorrere la Salaorni con un tackle puntuale, preciso sul pallone anche secondo l'arbitro. Quindi probabilmente sarà solo, sì, è rimessa laterale per il Cesena. Qui uno scambio del Cesena ma recupera palla Tardini che mette il corpo, poi però perde il pallone e la parata di Francesco Olivieri in calcio d'angolo. Qui era la del Francia che era riuscita a mettere in apprensione la difesa dei gialloblu. Ci ha pensato però Francesco Olivieri a lievitare il peggio. Già battuto il calcio d'angolo, il cross in mezzo, allontana il Chievo 2 volte di testa. Arriva con un tiro che però finisce fuori, la numero 10 Petralia. Intanto, come forse riuscirete a sentire anche voi, piove sullo stadio Umberto Capone di Vigasio. Ora Tunoaia sulla fascia destra, sbaglia però il passaggio, ne approfitta Casadei, recupera però la Tunoaia ancora per Martani. È proprio la giocatrice italo-romena che si presta a battere, trova la Peretti, bello lo stop, appoggio indietro per la Tunoaia. Qui alla fine si riparte, si ricomincia ancora una volta da Olivieri, largo per Salaorni. Salaorni allarga per Pecchini, controllo sinistro, di sinistro trova Boni, premia la sua sovrapposizione ancora Pecchini che ha spazio davanti a sé, si allunga il pallone, il cross in mezzo, la Martani di testa non è precisa. Adesso Bertolotti in mezzo per Peretti che fa la sponda per Martani. Ancora un'occasione per il Chievo, non è finita l'azione e invece l'arbitro dice che si conclude qui.
per assistere un difensore del Cesena che atterra. Qui forse probabilmente nello scontro con Peretti, che è riuscito ad anticiparla, ha avuto la peggio il difensore della squadra romagnola. Intanto si è fatta ancora più intensa la pioggia qui a Vigasio, dove eccezionalmente sta giocando il Chievo, che di solito disputa le sue gare casalinghe a Verona, allo stadio Aldo Olivieri. Qui l'arbitro riconsegnerà il pallone al Chievo, ma è ancora a terra però la giocatrice del Cesena quando siamo al 21esimo minuto. È sollecitato l'ingresso in campo dello staff medico probabilmente. Qui occasione anche per le giocatrici di focillarsi dopo i primi 21 minuti. Quindi ancora 0-0 fra Chievo e Cesena. Alcune occasioni o potenziali occasioni da una parte e dall'altra, imprecisi però entrambi gli attacchi davanti la porta. Qui si scaldano i giocatrici del Cesena, potrebbe essere necessario il cambio per la formazione ospite. Sta intensificando infatti il riscaldamento un elemento del Cesena, vedremo di chi si tratta. Gioco quindi ancora fermo, probabile un corposo recupero. Sono già 2 minuti o quasi. Campo pesante, quindi condizionato probabilmente, se dovesse continuare a piovere, anche dalla pioggia. Qui le giocatrici del Chievo provano a stare in movimento per evitare problemi muscolari. Dovrebbe essere Pavana ancora a terra per... no, dovrebbe essere Carlini, scusatemi, giocatrice che ha ricevuto le cure mediche e che vedremo se riuscirà a restare in campo o sarà costretta a fare posto alla sua compagna, che come detto sta continuando con procedura di riscaldamento. Qui riparte il gioco, ancora il Chievo sul pallone, restituito il pallone al Chievo. Alexandra Tunoaia sulla destra. Qui lotta a centrocampo Tardini per Peretti, stoppa di sinistro, prova ad imbucare per Boni, arriva prima però Pacini e mette fine all'azione offensiva del Chievo. È ancora fuori intanto Carlini, quindi Cesena momentaneamente in 10. Rilancio lungo Pacini, solo Zanoletti che di testa mette fuori. Qui lottano in mezzo al campo, vedremo chi avrà la meglio. Sul pallone la numero 77 del Francia, che rientra ma perde palla, recupera Silvia Carraro, prova a servire Peretti ma è troppo lungo, suggerimento in avanti, ancora però lotta Peretti. Pacini prova a mettere una pezza lanciando lungo, ancora di testa Salaorni, svetta su tutti, Pecchini. Qui Valentina Boni prova a controllare, come sempre brava, spalla alla porta, a subire fallo Valentina Boni. Qui Salaorni prova a battere subito per Pecchini, forse un po' lungo, e infatti il pallone è già uscito. Qui fretta per il Chievo. Qui sembra farcela, però
la Carlini, che è già rientrata in campo, ed è proprio lei a recuperare questo pallone e far ripartire l'azione del Cesena. Qui però recupera la palla il Chievo, aperti per Martani sulla corsia di destra, punta l'avversario, prova a superarlo, raddoppio però della difesa del Cesena, che recupera anche il pallone e si procura una rimessa dal fondo. Qui ancora una volta buono il lavoro di Rachele Peretti, che ha provato a servire Alice Martani, che sta svariando un po' su entrambe le fasce. Il rilancio lungo, lotta la Tunoaia, pallone ancora per il Cesena. Casadei sfida in velocità la Tunoaia e subisce fallo proprio dalla giocatrice del Chievo, quindi ancora una volta calcio di punizione per la formazione bianconera. Calcio di punizione affidato ancora alla numero 30 Pastore. Fischia l'arbitro, mischia in aria, prova l'imbucata in mezzo Pastore, esce Olivieri senza problemi, con le mani si cura e prova a pescare Boni, che è rimasta in attacco. Stop bellissimo di Boni, prova a mettere giù, però impreciso il passaggio. Ancora la Casadei, largo per Porcarelli sulla corsia di sinistra, punta a Tunoaia, è brava però Alexandra Tunoaia a strappare il pallone, lancio lungo, arriva ancora Carlini, ancora di testa Tunoaia, Casadei lascia scorrere, rimessa laterale, brava però in questo frangente Tunoaia a non farsi superare. Qui il cross in mezzo, allontana Salaorni, fa scorrere Carraro con qualche rischio e poi spazza via la difesa del Chievo. Ancora la fantasista numero 10 Boni, che prova a rincorrere. Adesso Pecchini fa scorrere il pallone, rimessa dal fondo quando siamo al 28esimo minuto, ancora 0-0 fra Chievo e Cesena. Vedremo se ripartirà ancora una volta dal basso il Chievo. E così Salaorni qui si allunga troppo il pallone, perde palla, qui fallo telare però per il Chievo, che ha recuperato palla, e ancora Pecchini con le mani, si va a vedere come sempre Salaorni, che fa una finta e poi lancio di sinistro a cercare Boni. Qui Bertolotti sul pallone, sulla mediana, il lancio lungo per Martani, la trova, Martani potrebbe puntare alla difesa avversaria, ci mette una pezza però la numero 30 Pastore. Qui insiste Martani, ma sarà rimessa laterale per il Cesena. Rimessa laterale su cui si avventa Tardini, ancora una volta rimessa per la formazione romagnola. Ancora la Tardini per un attimo, per Bertolotti, Pecchini protegge il pallone e questa volta si recupera palla, si procura la rimessa laterale. Con le mani Pecchini per Carraro, di testa per Martani, però non riesce a controllare il pallone. Qui insiste Martani col pressing, lancio lungo, Cesena di testa, ancora Tardini, Salaorni, un campanile, qui lotta Pecchini e qui in tackle, come sempre precisa, Francesca Salaorni, una delle bandiere di questa squadra, cresciuta, quello che era Fortitudo, adesso Chievo Verona Women, vice capitano della squadra di Moreno dalla Pozza. Ancora un'iniziativa del Cesena sulla corsia di destra, qui
rischia un po' però la difesa del Cesena. Per un attimo Martani, ancora Martani che prova a lottare con i difensori avversari, qui protegge bene per Bertolotti che prova a innescare di nuovo Martani, troppo lungo però la verticalizzazione, della calciatrice lombarda. Qui si porta il pallone fuori, una giocatrice del Cesena, quando è già scoccata la mezz'ora sul cronometro. Ricordiamo però che il gioco è stato fermo per circa 2 minuti. E qui subisce fallo Valentina Boni per gioco pericoloso della numero 22 Cuciniello. Resta a terra il capitano del Chievo, ancora a terra dolorante. Sarà punizione da un'ottima occasione per provare a imbucare e pescare le torri che salgono in questo momento. Zanoletti, Salaorni, resta dietro come sempre Bertolotti insieme a Tardini e Tunoaia. In questa occasione però è ancora a terra dolorante Valentina Boni, calciatrice più importante del Chiovera Women, almeno per quanto riguarda il palmarès. Lo ricordiamo, 4 volte scudettata, la fantasista benacense. Che si rialza proprio in questo momento, anche se è dolorante. Non c'è movimento sulla panchina del Chievo, quindi però è fuori la Boni, quindi momentaneamente in 10 il Chievo Verona Women. Qui proverà il traversone in mezzo, probabilmente Salaorni, sì, di sinistro. Qui allontana di testa la difesa del Cesena, occasione per Tunoaia che prova ancora il traversone, esce il portiere, smanaccia. Sulla ribattuta potrebbe provarci Tardini, si avviene sul pallone Martani, ancora un'occasione per Silvia Carraro che allarga male però. Qui palla per il Chievo che ricomincia da Francesco Olivieri, largo per Bertolotti che è rimasta dietro come detto, come tutte le palle inattive. Qui impreciso però il passaggio di Olivieri per Tardini che non arriva, quindi palla regalata al Cesena, rimessa laterale. Qui movimento da Porcarelli per un attimo di testa, qui è Salaorni, va al rilancio, ribattuto, ci prova una seconda volta per Carraro. Carraro prova a superare senza fortuna l'avversaria. Qui al limite dell'area il tiro dal numero 21 e gol di Beleffi che ci ha provato ed è riuscita a segnare sorprendendo Francesco Olivieri con un tiro alto a palombella che non lascia scampo alla numero 17 del Chievo, e quindi vantaggio per la formazione ospite, 1-0 per il Cesena. È stata Beleffi col numero 21 che al limite dell'area ha provato un tiro che ha sorpreso, scavalcato il portiere del Chievo. Quindi si riparte come detto dall'1-0 per gli ospiti. Vedremo se riuscirà a reagire subito il Chievo, che più di una volta è passata in svantaggio nel corso di questa stagione. Qui Peretti subito in mezzo, qui subisce fallo una giocatrice del Cesena. Il fallo è stato commesso da Tunoaia. (35esimo) quindi sul cronometro, è 1-0 per il Cesena. Il gol di Beleffi. Qui Peretti allontana Zanoletti, ancora Casadei sul pallone lungo la fascia sinistra. Qui avanza, prova, sfida la Tunoaia che però non ci sta. Qui l'aiuta anche Bertolotti,
passaggio per Tardini. Qui, come abbiamo visto, si alzano alcune zolle, non in perfetta condizione il terreno, condizionato anche dalla pioggia che la pioggia di qualche minuto fa. Qui prova a controllare Salaorni dietro per Olivieri, allarga per Tunoaia, ha spazio davanti a sé, avanza Tunoaia, fa movimento Martani, sceglie però corto, il passaggio corto per Bertolotti, ancora Tardini, largo per Tunoaia, lancio per Martani, prova a rincorrere Martani, la Carlini fa buona guardia, dietro da Pacini, lungo, un'altra occasione per il Chievo di tacco Tunoaia che però non riesce a servire, però un'altra occasione per il numero 6 Tunoaia, qui Martani sul pallone, non si capiscono però i due giocatrici, e ancora una volta palla recuperata dal Cesena quando mancano 10 minuti più eventuale recupero che molto probabilmente sarà segnato dal direttore di gara Aleksandar Djurdjevic. Qui prova di esperienza Stefania Zanoletti, subisce fallo. Zanoletti ancora dietro per Salaorni, Olivieri, Pecchini per Valentina Boni, ancora l'appoggio dietro, Salaorni prova a spazzare e trova ancora una volta Boni, preciso però il tocco, qui allarga l'azione il Cesena, il cross in mezzo ancora per Beleffi che trova l'impatto con il pallone ma non impensierisce questa volta Francesco Olivieri, disturbata da una giocatrice del Chievo. Qui parte ancora una volta da dietro il Chievo con Salaorni, questa volta suggerimento per Carraro è bravo a girarsi per Bertolotti, contropiede del Chievo, Valentina Boni adesso trova Peretti aspetta una compagna a rimorchio e subisce fallo. Ancora un'occasione quindi per provare a pescare dentro l'area qualche zampata, qualche colpo di testa per impensierire Pacini, portiere del Cesena, che finora non ha avuto grandi interventi da fare. Proprio Pacini sistema la barriera, andrà con il traversone in mezzo Salaorni, cross in mezzo, Peretti prova ad arrivare ma è troppo lungo il cross di Salaorni, occasione sfumata, ma resta in posizione offensiva il Chievo che prova ad alzare il baricentro e la pressione con la difesa che in pratica è 6-7 metri oltre centrocampo. Qui rimessa in gioco del Cesena, ancora di testa Tunoaia, qui lotta in mezzo al campo, Bertolotti allarga per Pecchini, Carraro, ancora a sinistra Valentina Boni che prova lo scambio con Peretti, fermata però, spazza lungo il Cesena, qui Zanoletti prima sul pallone, serve Tunoaia prova a servire Tardini ma sbaglia, ancora una volta la Petralia. Qui la lotta ancora fra Tunoaia e le giocatrici del Cesena, allarga ancora per Porcarelli, 1-2 con la Petralia, Porcarelli sfida Zanoletti che forse si è fatta male, in mezzo e allontana la difesa del Chievo, però è rimasto a terra Zanoletti che proprio per andare a contrastare il duo Petralia-Porcarelli
si è fatta male in questo frangente. Qui l'arbitro permette ai fisioterapisti di entrare in campo, che resta a terra la numero 27 del Chievo. Qui bravo a respingere la difesa del Chievo proprio a ridosso della porta difesa da Francesco Olivieri. Pericoloso l'1-2, l'azione sulla corsia di sinistra del Cesena, condizionata però ovviamente anche dall'infortunio Zanoletti, che non è arrivata sul pallone. Quindi mancano 5 minuti più quello che ormai dovrebbe essere certo recupero una volta la Carlini, che è rimasta a terra per un paio di minuti. Adesso Zanoletti che riceve le cure mediche. Sarà calcio d'angolo alla ripresa del match, a ripresa della partita, scusate. Qui si scaldano due elementi del Chievo. Vediamo se sarà necessario affidarsi alla sostituzione per mister Monero della Pozza, che ricordiamo ha 5 cambi a disposizione. Qui si rialza però Stefania Zanoletti, che uscirà momentaneamente dal campo. Qui il cross in mezzo, arriva prima Tardini, ancora però Porcarelli sulla corsia di sinistra, protegge il pallone, raddoppio di Valentina Boni. E ancora una volta corner per la formazione ospite. Vedremo che se batterà corto o cercherà ancora una volta attraversare in mezzo il Cesena. Richiamano schema, cross in mezzo, è vicino il gol il Cesena. Probabilmente però è stato proprio un giocatore, è stata proprio una giocatrice del Chievo a mettere in calcio d'angolo e a salvare con qualche rischio. Pallone che non è andato lontanissimo, e qui fa cenno del cambio uno fisioterapista del Chievo, quindi Zanoletti non ce la fa. Attenzione, ancora pericoloso il Cesena, ma blocca, anzi va sul fondo il pallone, non ce la fa. Dunque Stefania Zanoletti sarà costretto ad affidarsi al cambio il Chievo. Vedremo chi entrerà. Si scaldano Cagliari, probabilmente anche la Carleschi. Qui batte corto Olivieri, lancio lungo di Salaorni, trovare Martani che vorrebbe il fallo, non è d'accordo l'arbitro, riparte il Cesena, ancora in avanti con Casadei sulla fascia sinistra, potrebbe mettere in mezzo, è così, corto, tocco corto, il tiro da lontano e grande intervento, ottimo intervento di Francesco Olivieri, tiro dal limite del Cesena, vola però Francesco Olivieri, che con la mano di richiamo riesce ad evitare il gol per gli avversari. Qui intervento importantissimo, soprattutto per il risultato, perché siamo già sull'1-0 per il Cesena. Tiene ancora in vita però il Chievo Francesco Olivieri. Qui ancora il cross in mezzo di testa, vedremo se sarà rimessa dal fondo, è così. Quindi è stata una giocatrice del Cesena a toccare per ultima. Qui proprio allo scoccare, quindi dal 45esimo, ottimo intervento del numero 17 del Chievo. Qui non si capiscono Peretti e Boni. Ancora rimessa laterale, ancora uno scambio fra Petralia e Porcarelli, rimedia però la difesa del Chievo.
Qui Peretti prova a partire, si allunga però in fallo laterale. Qui sullo corsia di destra prova ancora uno scambio ravvicinato il Cesena, a terra Dolorante Tardini, fa proseguire però l'arbitro, verticalizzazione del Cesena, esce prima però Francesco Olivieri, ed ancora a terra Tardini, riparte però il Chievo. Qui forse avrebbe dovuto aspettare un attimo la compagna, che ancora Dolorante, il tiro da lontano e ancora la parata di Francesco Olivieri sul tentativo a rete di Porcarelli. Qui attenta Francesco Olivieri, forse solo l'occasione del gol, sull'occasione del gol non poteva far nulla. Qui il rilancio proprio di Olivieri, alla meglio però ancora la difesa del Cesena. Qui allontana Tunoaia per Tardini, che nel frattempo sembra non aver problemi. Ancora Martani che evita un avversario, dietro per Pecchini, il lancio per Peretti, vediamo se riuscirà a far male il Chievo. Il cross in mezzo per Valentina Boni, arriva da dietro Bertolotti, potrebbe tirare, il tiro di Bertolotti e di testa sventa la conclusione della numero 37, il Cesena. Vedremo se però questa azione darà fiducia al Chievo, che non è riuscita a reagire con azioni pericolose dopo il gol. Forse ha subito un po' il contraccolpo psicologico del vantaggio ospite. Siamo già nei minuti di recupero, il cross in mezzo, Boni, esce però Pacini e la fa sua. Vedremo se avrà ancora un'occasione prima del duplice fischio dell'arbitro. Qui va il rinvio Pacini, che pesca Casadei, di tacco prova ad allungare in modo impreciso, però sarà rimessa alla laterale del Chievo. Il direttore di gara consulta il cronometro, non ha ancora il fischietto in bocca. Qui Tunoaia, Bertolotti, lungo, sporcato il suo rilancio e recupera ancora palla Petralia. Brava però Tunoaia ad evitare il peggio, ancora rimessa laterale per il Cesena. 48esimo minuto di gioco. Qui Casadei, si muove Beleffi, autrice del gol, subisce fallo proprio la numero 21 del Cesena. Qui chiede spiegazioni Tardini e quindi calcio da fermo da ottima posizione per il Cesena. Affidato ancora una volta alla numero 10, il capitano Petralia. Solo un elemento in barriera per Francesco Olivieri. Qui proverà conclusione a rientrare. Ancora alta, traversa per Petralia, che ci ha provato con un destro a giro, finito però sul montante, quindi altra occasione da gol per il Cesena, che sfiora il raddoppio quando siamo già nei minuti di recupero, negli ultimi momenti della prima frazione. Qui Casadei sul pallone, ancora per Petralia che si gira, si libera di un avversario e allarga sulla corsia di destra. Il cross in mezzo del Cesena, prova ad arrivare Beleffi, allontana Bertolotti, allontana anche Tardini. Qui prova a mettere ordine, ci riesce Carraro. Qui Bertolotti, lungo per Martani, potrebbe essere l'ultima occasione, sfida in velocità Carlini, che però fa buona guardia, usa bene il corpo, allarga per Casadei, dentro per Beleffi, lotta Bertolotti, recupera la palla, lungo Tunoaia, non c'è nessuno però al centro dell'attacco giallo-blu e fischia l'arbitro. Finisce la prima frazione di gioco 1-0 per il Cesena, risultato sbloccato da Beleffi, che con un tiro dal limite è riuscita a sorprendere Francesco Olivieri, che però è stata brava in altri 2-3 interventi, in altre 2 o 3 occasioni in cui ha sventato anche il raddoppio, sfiorato proprio pochi minuti fa dalla traversa
di Petralie su calcio di punizione, quindi si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per il Cesena. Noi ci fermiamo un attimo, anzi ci fermiamo una decina di minuti e ci ritroviamo per il secondo tempo di Chievo Verona Women Cesena. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo.
Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Bentrovati dunque allo stadio Umberto Capone di Vigasio per il secondo tempo di Chievo Verona Women Cesena. Qui vediamo già movimento in panchina, sono entrate due giocatrici per la formazione di casa. Si tratta di Cagliari che ha rilevato Stefania Zanoletti infortunata nel corso della prima frazione. Entra anche Mascanzoni con il numero 11 al posto di Peretti nel tridente d'attacco, quindi tridente d'attacco formato in questo secondo tempo da Valentina Boni, Alice Martani e Diana Mascanzoni. Qui Cagliari che dopo due uscite da terzino ritrova la sua posizione da difensore centrale, ruolo ricoperto spesso nell'ultima stagione. Che è tutto pronto per il fischio dell'arbitro. Schietto in bocca e riparte quindi il secondo tempo di Chievo Verona Women. Ci prova subito con un lancio lungo il Cesena, intercettato da Pecchini che evita un avversario. Pecchini che adesso è stata riportata sulla corsia di destra. Attenzione al lancio per Martani punta la difesa avversaria, adesso protegge palla sulla corsia di destra. Qui con un numero si libera l'avversaria, l'appoggio dietro impreciso però per Bertolotti che non può controllare il pallone. Subito aggressivo il Chievo in questi primi secondi del match. Qui Cagliari per Pecchini, ancora Martani sulla corsia di destra che si procura una rimessa laterale. Pecchini con le mani, qui evita l'avversaria, serve la nuova entrata Diana Mascanzoni, vedremo se riuscirà a dare qualcosa di nuovo, nuova energia all'attacco del Chievo. Bertolotti non arriva però, Tardini, qui una serie di batti e ribatti, alla fine Carraro prova a mettere ordine sulla mediana. Salaorni, Carraro, passaggio per Bertolotti che viene messa giù in modo regolare secondo l'arbitro. Qui un tackle pericoloso fra la Salaorni che secondo l'arbitro falloso al punto da estrarre il cartellino giallo, quindi primo cartellino giallo dell'incontro per la numero 23, vice capitano del Chievo, Francesca Salaorni, che non è molto d'accordo, come dice la sua come sembra suggerire la sua mimica. Qui tackle duro, sanzionato con cartellino giallo dall'arbitro
dall'arbitro Djurdjevic, la sezione di Trieste. Qui riparte l'incontro, ancora il numero 14 che però perde palla. Pecchini recupera la sfera, si era trascinata però il pallone fuori e quindi rimessa laterale per il Cesena. Ancora lotta Salaorni, però ancora il palla al limite dell'area. Ottimo gioco della Petralia che allarga il cross in mezzo ed è ancora Francesco Olivieri senza problemi a trattenere il pallone e a dire le sue di andare avanti. Proverà infatti il rilancio lungo su cui prova a lottare Martani. Adesso palla per Tardini, allarga per Pecchini. Qui un contrasto falloso ai danni proprio di Pecchini, che come dicevo è tornata sulla sua corsia preferita, quella destra, dirottata a sinistra invece Alexandre Tournoy. E qui un lancio lungo per Alice Martani che prova ad arrivare sul pallone spalla a spalla e si procura anche un fallo laterale. Qui Tunoaia, dunque anche lei che preferisce piede destro, dirottata sulla fascia sinistra, trova Martani, l'appoggio dietro, impreciso però, ancora una volta occasione per Martani, raddoppiata però. Qui Bertolotti, verticalizzazione per Valentina Boni, arriva prima il portiere. Pacini quindi andrà alla rimessa lunga. Lungo Pacini a cercare la testa di Petralia, che anzi ha un ottimo stop, si gira e allarga ancora una volta sulla corsia di sinistra. Qui verticalizzazione per Porcarelli, posizione però irregolare. Posizione irregolare, calcio di punizione per il Chievo. Qui ancora Alessia Pecchini sulla corsia di destra per Mascanzoni. Nel frattempo, nel corso del primo tempo c'è stato un cambio anche per il Cesena. È entrata con il numero 8 Nagni, è uscita Carlini, la giocatrice che nella prima frazione era Dolorante. Quindi un cambio speso anche da mister Roberto Rossi per la formazione romagnola. Qui con le mani Pecchini, vediamo se il Chievo riuscirà ad impensierire la difesa ospite e trovare il pareggio. Qui Pecchini fa un ottimo lavoro, palla sui piedi della nuova entrata Mascanzoni, in mezzo per Valentina Boni. Ancora Martani al limite dell'area, appoggia per Bertolotti che ci prova da lontano, impreciso però il tiro di Bertolotti, che si scusa con le compagne in attacco. Era una posizione però invitante per cercare la conclusione a rete. Quindi ancora il risultato di 0-1 che favorisce in questo momento il Cesena quando siamo al 6° minuto di gioco. Qui ancora Tunoaia lotta, guadagna la rimessa laterale. Qui di petto la Carraro, stop a seguire, impreciso per il suggerimento per Bertolotti. Tunoaia chiude, rimessa laterale che sarà però per il Cesena. Cesena che ha le sue origini in quello che fino a 2 anni fa si chiamava Castelvecchio, poi dal 2018-19 la partnership con il club bianconero maschile. Una storia simile a quella del Chievo. Adesso la Pecchini ha spazio davanti a sé sulla corsia di destra, prova a trovare Martani che vorrebbe un fallo ma non lo trova. Qui ancora pallone fra le mani di Francesco Olivieri che prova a far ripartire l'azione. Lancio lungo, Chievo che in questa seconda frazione sembra non volersi affidare
alla ripartenza da dietro, Bassa sta provando a innescare le punte, forse a causa anche di un terreno pesante. Qui il contropiede, il numero 14 Porcarelli sulla corsia di sinistra, prova a sfidare Cagliari che però torna su di lei. Ancora un duello fra le due giocatrici, vinto dalla giallo-blu. Adesso Salaorni fa ripartire l'azione, ancora Cagliari, impreciso però il suo suggerimento, ne approfitta Casadei per la nuova entrata Nagni in mezzo al campo, e palla che finisce ancora fra le mani di Francesco Olivieri. Ancora una volta il rilancio lungo, Tunoaia sulla destra, riparte ancora da Olivieri, potrebbe servire Salaorni e invece trova ancora Tunoaia che però non riesce a controllare il pallone. È rimessa laterale ancora una volta per il Cesena, affidata a Cuciniello. Intanto Pastore sembra aver arretrato il suo raggio d'azione, dal centrocampo è passata in una posizione più difensiva. Ancora Cuciniello con le mani dentro l'imbucata, ancora il tiro, ma è tutto fermo per una posizione irregolare. Ci aveva provato Del Frangia di sinistro. Qui si riparte da Francesco Olivieri, largo per Pecchini, serve Carraro, appoggio dietro, il lancio per Martani, non arriva di testa. Ancora Pecchini per un attimo, ne esce vincitrice ancora una volta Petralia. Ancora sulla corsia di sinistra il Cesena, si trascina però la palla fuori. Porcarelli, sarà la Cagliari che però affida il pallone come sembra al numero 13 Pecchini. Ancora risultato di 1-0 per il Cesena. Si aspetta una reazione più veemente da parte del Chievo, che si era spinta in avanti nei primi 7-8 minuti, nei primi 5-6 minuti in realtà, ma la manovra offensiva non ha prodotto ancora delle occasioni davvero pericolose per la porta di Pacini. Vedremo se ci riuscirà da adesso in avanti. Questa volta riparte da Cagliari, largo per Tunoaia, cerca e trova Valentina Boni che come sempre si abbassa al centrocampo. Qui uno scambio, ancora Tunoaia, prova ad arrivare sul pallone, anticipata però da Pavana che si porta il pallone fuori. Pallone buono quindi ancora per il Chievo. Bertolotti riceve in mezzo al campo Carraro, allarga bene per Pecchini, potrebbe tentare la conclusione, ci prova da lontano Pecchini, respinge in calcio d'angolo il portiere del Cesena. Ottima la conclusione di Pecchini che ci ha provato di potenza sulla tre quarti. Ha fatto bene la terzina, il terzino del Chievo, terzino destro del Chievo, posizione più accentrata. Vediamo se riuscirà a scuotere questa occasione le sue compagne. Il cross in mezzo di Tardini, qui rinvia per un attimo il Cesena, palla buona ancora per il Chievo. Bertolotti dietro per Cagliari che è rimasta dietro, provò il lancio, la spizzata e ancora Valentina Boni sfiora però il gol, ma era tutto fermo per posizione irregolare. Qui la spizzata probabilmente di Carraro che ha prolungato per Valentina Boni, che ha provato un delizioso pallonetto finito di poco fuori. Ha detto che però era tutto fermo l'arbitro, quindi nulla di fatto. Buona però l'iniziativa del Chievo che in questa occasione ci ha provato con maggior convinzione. Ha sfiorato il gol prima con Pecchini e poi con l'azione però fermata in fuorigioco, dal fuorigioco segnalato dall'assistente. Qui in fallo procurato ancora da Petralia, capitano del Cesena. Tanto c'è ancora movimento sulla panchina del Chievo, si riscalda Stella Botti. Qui riparte il gioco, il cross in mezzo per il Cesena, allontana Cagliari, arriva sul pallone Mascanzoni, appoggia di testa in modo impreciso. Ancora una volta un'occasione per Porcarelli che punta Tardini,
che però non ci sta e mette in calcio d'angolo. Qui resta la sola Alice Martani in attacco, chiede aiuto infatti Pastore. Sarà calcio d'angolo quindi per il Cesena. Chiama allo schiena una giocatrice del Cesena, il cross in mezzo, non riesce a allontanare ma trova la palla Olivieri, vedremo se farà partire subito il contropiede. Sbilenco però il lancio di Olivieri, recupera ancora il Cesena, brava però Pecchini a proporsi. Adesso buon gioco al centrocampo di Bertolotti, dietro per Cagliari, trova Carraro che ha tanto spazio davanti, l'accelerazione di Carraro, ancora una volta Carraro per Mascanzoni, l'appoggio 1-2, ora Carraro largo per Valentina Boni, l'appoggio dietro, il tiro di Bertolotti, alto però, buona azione del Chievo, da migliorare però la precisione sotto porta. Qui ottimo l'impatto sulla partita di Mascanzoni che ha allargato per Valentina Boni, l'appoggio dietro intelligente, è arrivata Giorgia Bertolotti che ha concluso potente, forse un po' troppo, e palla quindi sul fondo. Altra buona occasione però per il Chievo in questo secondo tempo, in cui sembra andata in campo con maggior convinzione. Recupera ancora palla Martani, sponda per Tunoaia, qui la Carraro subisce fallo, ottima posizione Silvia Carraro, buona anche la sua accelerazione di pochi secondi fa. Qui ancora Chievo alla ricerca del pari, quando siamo già al 15° minuto. Batterà Tardini, il destro a giro, allontana in calcio d'angolo però la difesa del Cesena. Un'altra occasione per il Chievo, sarà sempre Tardini a battere questo calcio da fermo, questa volta dalla bandierina. Cross in mezzo di Tardini, di testa Carraro, allontana la difesa del Cesena. Qui ancora palla buona per Tunoaia che allarga il gioco, potrebbe pescare Boni che però che è un attimo in ritardo. Qui lancio lungo del Cesena, bravissima Tunoaia ad anticipare tutti. Il lancio di Tardini, la chiama il portiere ma spazza la difesa del Cesena. Ancora Tunoaia, qui Bertolotti prima sul pallone, allarga per Pecchini per Mascanzoni, ancora Mascanzoni lotta, è più fresca, potrebbe servire e serve Pecchini che arriva da destra, il cross in mezzo per Martani, anticipata sul più bello da Pastore. Il palla per Carraro, ottimo soggioco di gambe per Mascanzoni, allarga per Boni. Ancora un'occasione però per il Chievo che recupera per un attimo palla con Tunoaia, e fallo laterale per i giallo-blu che in questa fase ci credono di più. Qui palla per Boni riparte da Salaorni per Bertolotti, Pecchini in mezzo al campo, prova a scucchiaiare per Martani, ancora Bertolotti, ottimo il sombrero, serve Carraro, Tardini si libera di un avversario, allarga per Boni si gira, prestata secondo l'arbitro senza fallo. Qui però il fallo lo commette il Cesena, gioco fermo però per una sostituzione. Qui esce Alice Martani con il numero 9, sembra proprio Stefania Dalla Giacomo a prendere il posto dell'attaccante lombardo quando siamo al 17° minuto. Quindi cambia ancora una volta il tridente offensivo del Chievo, Dalla Giacomo, Mascanzoni, le nuove entrate che affiancheranno la solita Valentina Boni. Intanto un cambio anche per il Cesena, esce la numero 77 del Francia ed entra con il numero 9
numero 9, scusate, Costi. Quindi un cambio nel trio offensivo anche per il club romagnolo. Stefania Dalla Giacomo, che è stata la capocannoniere dell'ultima stagione per il Chievo con 8 gol. Vedremo se riuscirà a timbrare il cartellino anche oggi. Tardini in mezzo, respinge la difesa del Cesena. Dietro per Cagliari, lungo il lancio. Sulla palla arriva Carraro, prova a gestire per Bertolotti. Salaorni, che è rimasta davanti, prova a pescare, senza fortuna però, Diana Mascanzoni. Qui palla per Costi, nuova entrata, che sbaglia però, recupera Carraro, che può puntare alla difesa avversario, appoggia per Valentina Boni, dentro per Mascanzoni, il tiro ed è il gol del Chievo, la nuova entrata, Diana Mascanzoni di sinistro, non lascia scampo a Pacini e siamo 1-1, pari del Chievo. Ottima azione dei gialloblu. Diana Mascanzoni è entrata proprio all'inizio del secondo tempo, servita da Valentina Boni, e di sinistro è riuscita ad acciuffare il pareggio. Quindi 1-1. L'abbiamo visto, era entrata con altro spirito in campo la formazione di casa. E adesso la spinta psicologica è tutto a favore dei gialloblu, che probabilmente proveranno a centrare i 3 punti, sarebbero i primi della stagione. E qui ancora una volta ottimo lavoro di Pecchini, Valentina Boni si libera dell'avversario. Qui però perde il palo il Chievo, riparte Porcarelli, sbaglia però, e c'è ancora la Salaorni che allarga per Tunoaia. Serve proprio Mascanzoni, che di tacco serve Carraro, la sovrapposizione di Carraro, decisiva anche lei in occasione del gol. Ancora per Mascanzoni, l'autrice del gol, che questa volta però è imprecisa. Petralia avanti, trova Porcarelli, allarga per la nuova entrata, però fermata da Cagliari. Un ottimo tackle. Primo gol dunque per Diana Mascanzoni in questa stagione. Mascanzoni che ha avuto qualche problema fisico nelle prime uscite del Chievo, quindi non è partecipato. Esordio stagionale per lei in Coppa Italia e adesso primo gol per lei. Qui recupera palla in difesa il Chievo, impreciso però il suggerimento di Pecchini, forse un po' stanca, ha fatto comunque un'ottima gara il terzino giallo-blu. Qui imprecisa l'apertura del Cesena, palla ancora una volta recuperata dal Chievo. 21esimo minuto, ha comunque tempo per ribaltare la situazione. Ricordiamo 1-1 firmato da Diana Mascanzoni dopo il vantaggio nella prima frazione firmato da Beleffi. Il Pacini lungo con i piedi per la nuova entrata Nagni che sfiora il pallone, fuori gioco però di rientro. Petralia colta in posizione irregolare. I Tardini, buono il lancio per la nuova entrata Dalla Giacomo, si appoggia per Boni che non arriva però. Riparte quindi il Cesena, tanti contropiedi, ancora la nuova entrata Nagni, tanta contropiedi ma tanta imprecisione, forse per l'eccessiva foga di portarsi in vantaggio per entrambe le formazioni. Qui il rilancio di Francesco Olivieri, trova però Cuciniello. Nagni, il velo per Petralia, ancora Nagni davanti il portiere, Nagni di destro e gol. 2-1 per il Cesena sull'asse Petralia Nagni, velo della giocatrice numero 8, non entrata in campo, che fa anche un gesto anche poco carino nell'esultanza. Quindi 2-1 per la formazione ospite. Qui probabilmente, come dicevo prima, per la foga di ribaltare completamente il risultato, passare sul 2-1, il Chievo
ha lasciato qualche spazio di troppo, ne ha approfittato quindi Nagni, che con la complicità della solita Petralia ha siglato il 2-1 per il Cesena. Tutto da rifare quindi per il Chievo, che aveva ciuffato il pari proprio pochi minuti fa con Mascanzoni. Si riparte quando siamo al 23esimo, allarga ancora una volta Tardini dalla Giacoma. Vedremo se anche lei riuscirà a trovare nuove soluzioni per il Chievo. Qui sfida in velocità l'avversaria e chiude, rimessa laterale. Qui cross in mezzo di Pecchini, non arriva Mascanzoni, Costi, Petralia, contropiede del Cesena, 2 contro 4, chiusura ottima di Francesca Salaorni. Qui ancora Carraro, buona prova la sua. Carraro lotta in mezzo al campo, si appoggia per Pecchini, dietro per Salaorni. Impreciso però il passaggio di Francesco Olivieri, che provava a servire nuovamente Pecchini. È durato poco la situazione di parità qui allo stadio Umberto Capone di Vigasio, quindi 2-1 per il Cesena, che ci prova ancora con Casadei in mezzo a due, fermata però da Tardini, largo per Pecchini, che trova Dalla Giacoma, cerca Mascanzoni, 1-2 con Dalla Giacoma, che però viene fermata. Il rilancio lungo di Pacini, di testa Salaorni, dietro per Cagliari, allarga col sinistro per Tunoaia, che ha spazio davanti a sé. Tunoaia prova la verticalizzazione ma capisce tutto Cuciniello, interrompe l'azione offensiva del Chievo, riparte il Cesena. Tardini alza la palla, recupera Nagni, Cuciniello per Petralia, dietro Nagni. Qui lottano in mezzo al campo ed è fallo plateale di Petralia. Qui potrebbe starci anche il cartellino giallo, perché si è disinteressata completamente del pallone la numero 10 del Cesena e ha battuto Giorgia Bertolotti. Qui riparte l'azione con Salaorni, che prova a pescare Dalla Giacoma, respinta del Cesena. Qui in tackle Mascanzoni, autrice del gol, e fallo laterale per il Cesena. Quando ci avviciniamo sempre più alla mezz'ora, sul risultato di 2-1 per la formazione ospite. Casadei per Petralia, lungo a cercare la nuova entrata Costi, svetta di testa Salaorni, e qui probabilmente c'è un fallo non sanzionato dall'arbitro. Però prosegue il contropiede del Cesena, qui col numero 14 Porcarelli, viene fermata però da Salaorni con la complicità di Olivieri. Qui qualche protesta in mezzo al campo, probabilmente aveva subito fallo Bertolotti. Con la Tunoaia potrebbe rimettere in gioco. Tunoaia per Mascanzoni, che lotta con la numero 4, e qui è fallo in attacco per Mascanzoni. Resta a terra Pavana. Qui dolorante Pavana, l'arbitro concede al fisioterapista di entrare in campo. È gioco fermo quando siamo al 27esimo minuto.
Ancora 2-1 per la formazione ospite. Ricordiamo i gol nel primo tempo di Beleffi, poi il pari nella seconda frazione di Mascanzoni, durato poco però la situazione di parità. Nagni, nuova entrata, ha firmato il 2-1 momentaneo per l'11 bianconero. Qui c'è movimento in panchina, probabilmente sarà Prost ad entrare in campo, vedremo se è così, vedremo al posto di chi per il Chievo Verona Women. Dando ancora a terra Pavana. Entra proprio col numero 14 Eleonora Prost ed esce col numero 37 Giorgia Bertolotti al 28esimo. Prost che si posizionerà in mezzo al campo, vediamo se nella posizione di regista, sembra così, quindi si sposta a sinistra come mezzala sinistra Sara Tardini. Qui prova a cambiare qualcosa anche al centrocampo mister Moreno Dalla Pozza. Dando è ripreso il gioco, è ancora fuori Pavana, momentaneamente in 10 il Cesena, rinvia Cagliari. Prost tocca il suo primo pallone di testa, mette giù però Petralia per Porcarelli. Petralia per Nagni, di esterno per Cuciniello, fermata però ancora una volta dall'intervento di Alexandra Tunoaia. Qui Prost per un attimo, ancora palla per Cuciniello, prova il tunnel senza fortuna. Qui scambio ancora fra Nagni e Petralia, largo per Cuciniello, tende il traversone in mezzo, la sponda di testa, ma rinvia la difesa dal Chievo. Solo per un attimo però Mascanzoni di testa, ancora Pastore, allarga per Cuciniello, prova a premiare Nagni ma arriva prima Cagliari. Tunoaia, Cuciniello ancora in tackle per Petralia sulla tre quarti, si gira, serve una compagna a rimorchio, ancora Nagni sulla corsia di destra, non ha però l'appoggio Cuciniello che era a terra. Adesso Petralia, servita adesso la numero 22 Cuciniello ancora dentro, la Nagni ancora sulla corsia di destra, in mezzo, ed è il gol 3-1 del Cesena. Ancora Beleffi che firma la doppietta personale e ancora una volta sulla corsia di destra si fa imbucare il Chievo da una combinazione che ha come protagonista Nagni, che invece aveva segnato il secondo gol. Nagni in mezzo per Beleffi che tira praticamente un rigore in movimento per il Cesena. Il risultato dunque di 3-1 per la squadra romagnola. Chievo che ha provato a spingersi in attacco anche pericolosamente nei primi 20 minuti, poi però è tornata la formazione ospite, quindi 3-1 per Chievo Verona Women, per il Cesena, scusate. Qui ancora rimessa in gioco di Casadei, viene incontro Petralia, raddoppiata dal duo Prost dalla Giacomo, ancora rimessa laterale però per la formazione ospite quando è già passata la mezz'ora. Qui ancora Pastore, prova il rilancio lungo, arriva Pecchini per un attimo, impreciso però il lancio, e ancora Casadei sulla corsia di sinistra, lungo per Beleffi, autrice di una doppietta. Beleffi si appoggia dietro, ancora Petralia prova il numero, fermata però da Salaorni, tackle di Carraro, spazio per ripartire il Chievo, allarga il gioco con un attimo in ritardo però Prost, una serie di batti e ribatti, ci mette una pezza però Cagliari. Qui lungo il lancio di Olivieri, forse con un po' di fretta, ma resta a terra una giocatrice del Chievo. Gioco fermo dunque. Sembra essere
Silvia Carraro. No, è Francesca Salaorni a terra. Sembra rialzarsi però la numero 23 del Chievo Verona Women. Esce momentaneamente dal campo vice capitano giallo-blu. E palla che probabilmente verrà restituita al Cesena, che riparte da dietro. Momentaneamente in 10 il Chievo, che però chiede di rientrare Francesca Salaorni. Qui ci prova sulla corsia di Strabboni. Riparte da dietro il Cesena. Pavana ancora sul pallone, potrebbe arrivare Tardini. Un attimo in ritardo però il pressing. Ancora Cuciniello. Arriva prima Prost. Suggerimento impreciso su Cuciniello per Nagni. Ancora Nagni, largo per Cuciniello, spazio però arriva prima Francesco Olivieri. Il rilancio lungo su cui non arriva per un attimo Boni. Dietro per Pastore. Scucchiaia per Costi, la nuova entrata. Scambio con Porcarelli. Qui prova il numero Costi e adesso protegge palla. Cagliari su di lei ed è brava a non far girare l'attaccante della formazione romagnola. Si riparte la rimessa laterale quando mancano circa 11 minuti più recupero per le speranze del Chievo di riacciuffare ancora una volta un pareggio. Ricordiamo siamo sul 3-1 per il Cesena. Sulla corsia di sinistra adesso viene incontro ancora una volta il capitano del Cesena, Petralia. Qui Casadei con le mani, arriva prima Pecchini. Ancora sui piedi di Casadei, sulla corsia di sinistra potrebbe mettere in mezzo. Qui ha spazio davanti a sé però Tardini per il contropiede. Vede incontro, movimento a rientrare di Mascanzoni, allarga per Boni, impreciso però il lancio di Sara Tardini. Recupera però Prost che allarga ancora per la compagna di reparto. Ora Tardini con il pallone. Suggerimento in verticale per Mascanzoni, ancora Tardini. E prova un lancio per Boni, sporcato però dalla difesa avversaria. Chievo che può ricominciare da Salaorni di testa per Alessia Pecchini. Dentro in mezzo per Prost che prova lei il lancio per Mascanzoni. Sulla ribattuta arriva Valentina Boni. Falloso però l'intervento della Nagni e quindi punizione da ottima posizione per il Chievo Verona Women. Vediamo se riuscirà a accorciare le distanze. Posizione interessante anche per una battuta a rete. Subito si fionda sul pallone la stessa Valentina Boni. E se la conosciamo bene tenterà la conclusione dai 25 metri. Quando siamo già al 36esimo minuto. C'è anche la Carraro sul pallone. Qui si forma la barriera, prova a disturbare la visuale del portiere Prost. Qui Silvia Carraro e Valentina Boni sul pallone. La finta di Carraro. Il tiro a giro di Valentina Boni. Traversa, incrocio dei pali. Colpito e ancora un'occasione per Tardini. Batti e ribatti e si salva però la formazione romagnola. Qui un calcio di punizione bellissimo di Valentina Boni che si stampa però sulla traversa. Ancora Valentina Boni a giro e trattiene però il pallone. Parata di Pacini. Qui doppia occasione per la numero 10 Benacenze. Prima sul calcio di punizione bellissimo che però si è stampato sull'incrocio dei pali. Non avrebbe potuto nulla Pacini. Poi un'altra conclusione che però la stessa numero 1 del Cesena riesce a trattenere. Qui Giulia Cagliari sul pallone. Saggiamente si affida al rinvio di Olivieri.
che però produce la rimessa laterale per il Cesena. Cuciniello ancora con le mani, sempre incontro Petralia, palla questa volta per Costi, protegge palla, indietro per Cuciniello, scucchiaia in mezzo per Nagni, ancora dietro, rimorchio, allarga per Beleffi che prova di sinistro al lato, però questa volta la conclusione della numero 21 del Cesena, che ha già siglato 2 gol questa giornata. Riparte però il Chievo da Salaorni, poi per Pecchini, viene incontro Mascanzoni, anticipata però, ancora palla per il Chievo, ancora rimessa laterale per Pecchini, viene incontro Carraro, lungo però per Mascanzoni, lotta in mezzo al campo, ancora Pecchini, palla però per Nagni che trova solo per un attimo Costi, ancora Nagni, lotta Silvia Carraro, qui potrebbe ripartire il Chievo, Mascanzoni riesce ad evitare l'avversario, allarga per Tunoaia che ha tanto spazio davanti a sé, ancora Alexandra Tunoaia, prova per un'imbucata imprecisa ma ancora però può arrivare sul pallone Valentina Boni, rimessa laterale per il Chievo, ancora Tunoaia, viene incontro Tardini per Tunoaia, potrebbe tentare il traversone di destro in mezzo, un po' lungo ma arriva sul pallone Diana Mascanzoni che punta l'avversario, mette in mezzo il tiro alto però di Valentina Boni che ci ha provato anche stavolta. Buono il lavoro di Diana Mascanzoni che ha protetto palla e ha cercato proprio la numero 10 a rimorchio, ancora senza successo però. Scorre quindi veloce il tempo, soprattutto per il Chievo Verona Women. Quindi una rimessa in gioco lunga, stop di petto di Prost, Tardini allunga per Tunoaia, incontro dalla Giacoma che si libera l'avversario, si accentra dalla Giacoma ancora, vuole il fallo, non è d'accordo però direttore di gara, quindi ancora una volta Petralia, prova il lancio, qui in anticipo Cagliari, arriva Tunoaia ma si trascina la palla fuori, quando siamo già al 40esimo della ripresa, 5 minuti più eventuale recupero per le speranze del Chievo di riacciuffare l'incontro, impresa difficile al momento ma non impossibile. Qui prova a controllare con la punta del Piero Tardini, non era facile però, è ancora rimessa laterale per il Cesena. Ancora Cuciniello con le mani, dietro Tardini, alza un campanile, la mette giù, un altro lancio in avanti, ancora sicura la presa di Francesco Olivieri che con le mani fa ripartire subito l'azione per Valentina Boni sulla corsia di destra. Qui non arriva all'appuntamento col pallone Mascanzoni, ma ancora una volta Valentina Boni di esterno, prova a lanciare dalla Giacoma arriva di piede però attenta l'uscita di Pacini. Qui ancora una volta Valentina Boni, è sempre lei a stimolare i compagni e rendersi pericolosa. Qui intanto probabilmente arriverà un cambio anche per il Chievo. Sembra Stella Botti, sì, è proprio Stella Botti che sta per entrare nel posto di Tardini, quindi una mossa ovviamente offensiva a questo punto della gara per mister Moreno Dalla Pozza. Entra un attaccante Stella Botti, esce una centrocampista Tardini. Vedremo dove si posizionerà in campo la giovane ex Sassuolo e Parma. Qui ancora Pecchini che lotta sulla corsia di destra, dalla Giacoma prova a darle una mano,
tanto sembra essersi posizionato a sinistra. La nuova entrata Stella Botti. Ancora Pecchini per Carraro che lotta sulla corsia di destra, recupera il pallone per un attimo, vedremo se riuscirà a procurarsi fallo laterale. E così batte subito, arriva anche la Salaorni a rimorchio in mezzo, acrobazia di Diana Mascanzoni finita alto, ottima però iniziativa di Salaorni che aveva recuperato palla sulla corsia di destra, mette in mezzo quasi di mezza rovesciata Diana Mascanzoni, finisce alto, buona però l'iniziativa del Chievo. Adesso un altro cambio per la formazione ospite questa volta. Esce con il numero 14 Porcarelli, al suo posto la numero 20 Gallina. Si copre giustamente, visto il risultato, Mister Rossi, facendo uscire un attaccante, entra un difensore, mossa completamente inversa rispetto a quella del Chievo Verona Women, giustificata però dal risultato. Attenzione, ancora pericolosa Petralia in attacco, ne ha 4 su di lei, allarga Petralia per Beleffi, contrasto con Pecchini. Qui dietro per Casadei, prova ad accentrarsi, il traversone in mezzo. Qui lo stop, sfida Tunoaia, Giorgiu, ancora Giorgiu la mette in mezzo, deviato il traversone di Giorgiu da Tunoaia, quindi calcio d'angolo, sarà ancora una volta calcio d'angolo per il Cesena quando siamo al 45esimo minuto. In attesa della segnalazione del recupero, qui batte corto il Cesena per Petralia che prova a guadagnare tempo sulla bandierina, a duello numero 10, gli dà una mano anche Stella Botti. Qui recupera però palla il Chievo. Tunoaia con le mani pesca la nuova entrata Stella Botti, recupera ancora il Cesena ed è fuori gioco. Posizione irregolare del capitano Petralia. Qui con un attimo di ritardo concede il pallone Nagni e sono 4 i minuti di recupero indicati dall'arbitro Giurgevic della sezione di Trieste, quindi solo 4 minuti per le speranze del Chievo. Qui ha tanto spazio davanti a sé Pecchini, serve Valentina Boni che viene incontro, dietro per Carraro, vediamo se cambia gioco per Tunoaia che ha spazio. Qui pesca la Botti, ottimo passaggio a rimorchio, impreciso però quello di Diana Mascanzoni che aveva provato a riservire la compagna. Qui proverà il rilancio lungo Pacini, arriva di testa Cagliari e fallo però per il Cesena. Quando siamo nei minuti di recupero di questa terza giornata di Serie B, (3-1) per il Cesena, lo ricordiamo il risultato. Qui riprende il gioco, probabilmente cercherà un altro rilancio lungo Pastore, Casadei si procura un'altra rimessa laterale. Il gioco ovviamente anche col cronometro, la squadra romagnola. Ancora Casadei con le mani, arriva prima Pecchini, Salaorni, lancio lungo dalla Giacomo di testa per Mascanzoni che viene incontro, non riesce a controllare, riscontra il centrocampo con Nagni, arriva prima in tackle, Prost allarga per Pecchini, in mezzo per Carraro, ancora un passaggio orizzontale per Prost,
adesso Tuno Aia, che trova Dalla Giacomo che si è spostata sulla corsia di sinistra, prova ad accentrarsi di tacco per Botti in posizione irregolare, però la numero 22 del Chievo non era male l'1-2 con Stefania Dalla Giacomo, era più avanti di tutti però per l'assistente. Siamo al 48esimo minuto, solo un minuto per il triplice fischio del direttore di gara che indica che il pallone è del Cesena. Qui pallone per Cagliari che trova Carraro, allarga per Pecchini. Pecchini si libera di un'avversaria, non della seconda, però recupera palla il Cesena. Giorgiu allarga per Casadei. Casadei lungo la corsia di sinistra, punta Salaorni. Casadei contro Salaorni. È angolo, però per la formazione ospite qui Casadei cercava solo una cosa e l'ha anche trovata, cioè calcio d'angolo, il corner che permette alla sua squadra di guadagnare ancora qualche secondo. Ormai infatti il risultato sembra in cassaforte per gli ospiti, che cercheranno probabilmente ancora un passaggio corto. Infatti non c'è quasi nessuno in mezzo all'area, solo la Costi. Qui ancora un raddoppio del Chievo, ma è bravo ancora il capitano del Cesena, Petralia. E ancora una volta rimessa laterale. E il triplice fischio dell'arbitro finisce qui la terza giornata di Serie A fra Chievo Verona Women e Cesena. Vittoria in trasferta della formazione romagnola. Ricordiamo i gol siglati nel primo tempo da Beleffi con un tiro dal limite che ha sorpreso Francesco Olivieri. Buona reazione del Chievo nei primi 15 minuti della seconda frazione. Chievo che ha trovato il pari grazie a Mascanzoni su un ottimo scambio con Valentina Boni. Il pari però ha dato solo l'illusione alla formazione di casa di poter ribaltare l'incontro. Infatti ci ha pensato Nagni, la nuova entrata, a firmare il 2-1 e poi il 3-1 definitivo di Beleffi che ha firmato la doppietta personale. 3-1 quindi per il Cesena che sale a 3 in classifica. Chievo che resta un punto ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Noi ci diamo appuntamento fra 2 settimane quando il Chievo tornerà a giocare fra le mura amiche, sempre in diretta streaming e sempre sulla pagina Facebook del Chievo Verona Women per la diretta streaming in collaborazione con Avelia. Un cordiale saluto da Pierluca Loporto dallo stadio Umberto Capone di Vigasio. Appuntamento a tutti, alla prossima. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale.
Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.